Unplaying dell'Agrigentini nel girone A di eccellenza è stato un turno favorevole che ha permesso a tutte e tre le squadre agrigentine Licata, Canicattì e Profavara di aggiudicarsi le rispettive gare. Il Licata ha superato con il minimo sforzo il Castellammare con i gol di Cannavò e Maltese, il Canicattì con il Partinicolo Udace con le reti di Caronia e De Luca e infine il Profavara 2-4 con reti di Messina Contino, Sane e Priolo. In promozione la vittoria del Salaci per l'Olimpica Acregas è da annoverare tra quelle più belle sofferte del campionato per la squadra biancazzurra. Priva di qualche uomo cardine in inferiore numerica giocata su un campo pesante, l'Olimpica Acregas sfodera una prestazione a tutto cuore e regala ai propri tifosi e anche a se stessa 3 punti davvero pesanti per il prosieguo del campionato. La gara si sblocca quasi subito ed è frutto di un calcio di punizione battuto benissimo da Settecase, che pesca il bomber Giuseppe Sant'Angelo ai limiti dell'area avversaria, il quale con un perfetto pallonetto elude l'intervento del portiere di casa. Sbloccato il risultato, la gara diventa maggiormente fisica, con il Camarat che sottopone la difesa biancazzurra a costanti attacchi. I ragazzi di Renato Maggio danno l'impressione di poter andare in rete da un momento all'altro, ma ne escono solo dei calci d'angolo che non producono alcun effetto, grazie anche all'esperienza del portiere Casella, sempre tempestivo nelle uscite. Il primo tempo finisce con l'Olimpica Acregas in vantaggio. Ad inizio ripresa, Tanio Fassone viene ammonito per la seconda volta ed espulso. In inferiorità numerica la squadra non si disunisce, anzi reagisce con maggiore vigore e per un paio di volte sfiora il gol del KO. Determinante Emiliano Bellavia subentrato nella ripresa, che è riuscito a tenere sotto pressione la difesa cammaratese. La gara si trascina stancamente verso la fine e all'89esimo Giulio Castaldo si libera di un paio di avversari e poi di sinistro beffa il portiere di casa Schembri, chiudendo di fatto la gara. Mercoledì prossimo 27 febbraio si scende nuovamente in campo per l'infrasettimanale e contro l'Albatros Lercara allo Stadio Seneto. Si preannuncia un'altra battaglia campale. Intanto, gara sospesa tra Salemi e Don Carlo Misilmeni per intemperanze da parte di qualcuno da identificare nei confronti di un assistente dell'arbitro. Il fattaccio è avvenuto al 60° e nel momento in cui il Don Carlo Misilmeni preveniva al pari con D'Agostino. Sino a quel momento la gara era sull'1-1 grazie alle reti di Armata e appunto di D'Agostino. Adesso si attendono i fulmini del giudice sportivo che dovrà prendere in esame l'episodio che ha portato alla sospensione della gara. Per la cronaca la gara era diretta da Antonio Di Reda di Molfetta che aveva espulso per doppio giallo il calciatore del Saleme Pisciotta. Infine in prima categoria torna a vincere l'Empedoclina di Lillo Capraro contro il Città di Nicosia con il più classico dei risultati. Infortuni a corso in ospedale per un calciatore ennese. Niente di grave ma semplicemente una distorsione al setto nasale. Anche l'Angelo Cuffaro ottiene una vittoria con i cugini del Ravanusa, mentre il Gemini perde al cospetto dei propri tifosi con il Villarosa.